Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci come di consueto alla rubrica Salute e Benessere, Family Salute e Benessere. Il benessere deriva anche dalle piante. Tra l'altro adesso è il momento giusto per portarle, se abbiamo giardini, terrazzi. Con noi abbiamo in studio Chiara Saccavini, che è una filosofa delle piante, così la definiscono, no? Ovunque vada, filosofa delle piante. Tra l'altro dobbiamo dire che è appena uscito l'ultimo lavoro di Chiara Saccavini, Se la morte fosse un fiore profumato, un bellissimo libro che porta la prefazione della professoressa Olga Maieron. Parliamo dopo del libro? Sì. Tanto parliamo delle meraviglie che ha portato qui in studio. Oggi lei ha pensato per noi alle piante officinali, ma piante officinali che non sono le solite. No, abbiamo cercato delle cose un po' alternative, delle piante un po' alternative, sia per i profumi con cui possono arricchire le nostre pietanze, i nostri pasti, ma anche per le proprietà che in qualche maniera ci trasferiscono. E io comincerei subito, vista la cronaca di questi giorni, con purtroppo l'ennesima intossicazione anche di chi incautamente, magari anche senza conoscere purtroppo le erbe, ha raccolto dei mughetti al posto di aglio ursino, e quindi vi ho portato questa pianta che potete vedere, è questa col fiorellino bianco, che richiama la forma della foglia del mughetto, ma come potete vedere la foglia dell'aglio ursino è decisamente più tenera, più morbida e un po' più flessuosa rispetto all'altra, e soprattutto è riconoscibile per il profumo che emana, molto ricco, che ricorda una cipolla ma molto delicata come sapore. L'aglio ursino, come dice il suo nome, deriva dal fatto che gli orsi, quando escono dal letargo, proprio per la necessità che si trovano ad avere di disintossicarsi dalle tossine del lungo riposo, vanno in cerca di questa pianta che cresce nei boschi o nel limitare dei boschi verso l'uscita, diciamo, dal bosco, dalla profondità del bosco, per mangiarne le foglie e quindi assaporare e avere tutte le proprietà che questa pianta può concedere, perché sappiamo che è molto ricca di sali minerali, di vitamine, e quindi possiamo utilizzarla anche noi, tutta la pianta. Si utilizzano anche i fiori per guarnire le nostre insalate fresche, per esempio, i piatti freschi, o anche i formaggi teneri. Ricordo che se vogliamo approfittare delle proprietà di questa pianta dovremo consumarla fresca, perché una volta cotta molte si vanno perdute. Quindi possiamo usarla in pesti, facendo un pesto in maniera un po' originale, ma anche proprio sminuzzata nelle insalate. E adesso è il momento buono per piantarla. È una pianta che purtroppo va a riposo, per cui solo in questi 15-20 giorni è possibile raccoglierla. Ha proprio una tempistica molto particolare. Sì, beh, come ci sono tante erbe di stagione che si trovano solamente per pochi giorni, per poi scomparire, fino al prossimo anno non le vediamo più, insomma. Ecco, poi accanto all'aglio ursino vi ho portato una pianta che si chiama Gymnostemna pentaphylla. Vedete, quella è una pianta della famiglia delle cucurbitacee. Questa è in primo piano con la fogliolina divisa in 5. La fogliolina divisa in 5? Sì, è una pianta che all'apparenza sembra molto così comune, molto di poco pregio. In realtà cresce in zone molto ristrette della Cina ed è chiamata la pianta dell'immortalità, perché queste popolazioni... Anche questa è una cosa curiosa, pianta dell'immortalità. Sì, queste popolazioni che la conoscono da millenni, la utilizzano da millenni, hanno la longevità più alta al mondo e quindi sono stati a loro volta studiati dai nostri scienziati per capire il meccanismo che porta a questa longevità. Ed è stato scoperto l'uso costante delle foglie essiccate di questa pianta che loro bevono come tisana, come tè.
E quindi da lì hanno cominciato a studiarla e ci sono adesso proprio degli ultimi recentissimi studi dell'Università di Pisa che ha scoperto che ha le stesse saponine del ginseng, quindi le stesse sostanze attive del ginseng, ma di questa pianta non si utilizza la radice, che è costosa, ha una coltivazione anche molto più lunga, ma si utilizzano appunto le foglie. E anche lì qualche cimetta adesso fresca per tutta la primavera e tutta l'estate messa nella nostra insalata dà un sapore leggermente di liquirizia, ma proprio molto molto leggero, e ci aiuta con le sue proprietà. Poi qui lei mi ha fatto provare, prima di cominciare la trasmissione, mi ha fatto provare, no, diversi profumi, sì, che emanano. Allora qui siamo, per esempio quella foglia tonda, siamo nel campo delle mente. Io ecco qua, la foglia tonda. Alcune, questa per esempio è la menta bianca o menta sarda, sì, e questa vicina è la menta marocchina, la menta del tè, che si chiama cervina in realtà come nome botanico. Le mente sono una famiglia enorme e sono piante che hanno, le ho scelte anche come simbolo della storia con cui noi siamo legati, attraverso il quale noi conosciamo queste piante, perché dobbiamo ricordarci che l'uomo utilizza le piante officinali da millenni. Abbiamo dei testi legati alla Dea Madre, cioè delle tradizioni legate ancora al culto della Dea Madre, ma che era la sovrintendente, diciamo, di tutto ciò che la natura poteva offrirci. Ma abbiamo poi nel mondo mediterraneo delle testimonianze già scritte dei rituali e delle conoscenze che la divinità per eccellenza della luce, cioè Apollo, che era anche la divinità che curava appunto la salute e anche la conoscenza delle erbe, trasfuse al suo allievo primo, diciamo, che fu il centauro Chirone. E qui abbiamo addirittura delle testimonianze dell'epoca minoica di questi usi. E la menta, se vogliamo raccontare una storia, un aneddoto, deriva il suo nome da una ninfa. Perché? Vi ricordate del ratto di Proserpina che viene catturata dal dio degli inferi ed è costretta a vivere 6 mesi sulla terra, e quindi noi possiamo beneficiare della bellezza della natura, in tutto il suo rigoglio, nelle fioriture, raccolta anche dei frutti, e 6 mesi in cui lei invece trascorre la sua vita agli inferi, e quindi abbiamo l'inverno. Ora, rientrando da una delle sue vacanze, lei trovò il marito in dolce compagnia di questa ninfa meravigliosa che si chiamava Minta, e, spinta, accecata dalla gelosia, trasformò la giovane in un'erba che doveva essere come forma, come aspetto, la più insignificante possibile. E la menta, difatti, noi spesso la calpestiamo, il mentastro sì, non che ci accorgiamo, cresce, effettivamente non ci rendiamo però conto. quando la tocchiamo noi sentiamo emanare un profumo particolare. E proprio questo fu la crudeltà maggiore che la donna inflisse, perché siamo tentati di togliere continuamente le foglioline da questa povera pianta, quindi facendola soffrire ogni volta. Questa era. Però volevo dire con questo che tantissime piante officinali hanno dei richiami meravigliosi nella storia. Accanto alle mente c'è per esempio una salvia. Io vi ho portato. Anche la salvia ha delle origini, no? Sono antichissime. Antichissime, anche lì. Sì. Diciamo che il più grande, non esperto, ma la scuola salernitana di medicina coniò un proverbio che diceva che la salvia è qualcosa che salva, come dice il suo nome, e addirittura questo proverbio diceva: come potrà un uomo che coltiva la salvia nel suo orto ammalarsi? Proprio perché la salvia era considerata una panacea capace di davvero curare qualsiasi patologia. Legata alla salvia, ad esempio, c'è anche un'altra tradizione che è cristiana in questo caso, è legata al viaggio della Sacra Famiglia, alla fuga della Sacra Famiglia. La Madonna, vista l'esercito che stava arrivando, insomma, che avrebbe potuto rapire il bimbo, il sacro Gesù, prima che diventasse Cristo, e il bambino, e chiese alle piante che incontrava di proteggerle.
E lì nacquero tantissime leggende. Per esempio, la Rosa rifiutò di proteggere il bambino perché pensava che i soldati, cercandolo con i bastoni, avrebbe potuto sciupare i suoi fiori meravigliosi. E alle rose da quel momento crescono le spine. La salvia invece fu una pianta che aiutò la Sacra Famiglia e nascose, si dice, il bimbo appunto tra le sue foglie, quindi lo tenne nascosto. La menta, e quindi ci rialziamo a quello, aiutò in un altro modo, perché la sua foglia era talmente piccola che non avrebbe potuto proteggere, nascondere nessuno, ma il suo sapore dissetò Maria, e quindi Maria la decretò come pianta sacra anche questa. Senta, noi stiamo parlando adesso di queste piante, di piante meravigliose, tutte le piante sono meravigliose, però ce ne sono anche alcune che possono trarre in inganno. Bisogna stare molto attenti perché tra l'altro si trovano anche da noi, sono sì. Spontanee. Sì. Diciamo che l'ultimo libro su cui ho scritto, su cui ho lavorato, gioca appunto su questa duplice valenza delle piante, sia come benefiche, perché i protagonisti del racconto in qualche modo cresceranno conoscendo le piante, ma anche negativo, e quindi con piante velenose. Purtroppo c'è nella natura anche questa forza. Paracelso diceva che la quantità che fa il veleno. Tante piante possono essere, penso alla digitale ad esempio, sì, uno tra tutti, è una pianta che presa in certe dosi fa bene e in certe altre invece... Lasciamo così, creiamo un po' di suspense e lasciamo riflettere i nostri telespettatori e magari ci vediamo nella prossima puntata di Family, Salute e Benessere, se lei è d'accordo. Assolutamente un piacere. Bene, siamo giunti quindi al termine della nostra trasmissione, non posso fare altro che ringraziare la filosofa delle piante Chiara Saccavini e ringraziare voi telespettatori e voi amici telespettatori per averci seguito. E vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre con Family, Salute e Benessere, e avremo ancora nostra gradita ospite Chiara Saccavini. A martedì, arrivederci.